Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un signore di Trapani che è in cerca della sua anima gemella. Buonasera. Buonasera. Allora, si chiama lei? Triolo Antonino. Antonino, cioè 59 anni, Sì. giusto? E lei giustamente è in cerca della sua donna ideale. Esatto. Ascolti, mi parli intanto un po' di lei. Lei praticamente, come praticamente passa il tempo in una giornata? Io sono qua al lavaggio, poi sono al laboratorio in via Orte e poi basta. Quali sono i suoi hobby? Durante la giornata che fa? Sto più al laboratorio che qua. Le piace camminare a piedi? Sì, Le piace? sì, io sto facendo un corso perché patente devo fare il duplicato. Ma siccome sto facendo un corso di stand ancora non potuto finire. Ho capito. Parliamo invece della donna ideale. Che tipo di ragazza va cercando? Mi descriva questa donna praticamente. Una che sia magari diplomata, Sì. ma magari non dico 36 anni, ma 45, 50 anni. Sì, 45-50. Anche se sia laureato avvocato non ha importanza, è meglio ancora. La vuole sistemata praticamente, Sì. che lavori. Sì. Vabbè, e se diciamo la vuole single oppure potrebbe anche andare bene se è separata o Se divorziata? c'è single è meglio, se c'è qualcosa. Anche per esempio anche se separata, divorziata, non ha importanza. Ascolti, le piace la famiglia, sì? Sì, oddio, anche c'è un bambino, una bambina. Lei è completamente single, non è stato mai sposato? No, attualmente. È stato fidanzato in passato? Sì, Ha avuto qualche fidanzata? sì. Quando è stata l'ultima fidanzata che lei ha avuto? Quando quella è morta a mare. Cosa? Annalisa Buffacchi, hostess. Ah, Ostas. E praticamente come è cominciata questa storia? Che facevo la linea Palermo-Roma in aereo. Vi siete conosciuti in aereo? Sono uscito in aereo, Poi piano piano è nato l'amore è nato poi che oggi, domani, fino a che poi. vi siete messi insieme. Poi lei è morta a mare, È morta? sì, E come è morta? a mare, quando è caduto l'aereo. Cioè l'aereo è caduto a mare e lei... E lei è pilota, lei è hostess, era in servizio in quell'aereo, Quanto tempo fa è successo? nel 74. Addirittura. Quindi lei è dal 74 naturalmente che non ha più una ragazza. È molto tempo. Mhm. La sera quando è a casa come passa il tempo? Niente, c'è un po' di radio, c'è una radio, mi sento un po'. La televisione se la vede? No, un poco così, niente. Di rado? Ah, perché me la vedo tutti i giorni al laboratorio, perciò me ne faccio niente. Certo. Va bene, per quanto riguarda invece, ritorniamo all'anima gemella, parliamo dell'età. Che età dovrebbe avere? Tra i 45 e i 50? Esatto, sì. Parliamo invece come aspetto fisico. Per lei è importante l'aspetto fisico o è importante il carattere? Tutte e due, c'è l'aspetto fisico e il carattere. Lei quando praticamente conosce una donna, che cos'è che l'attrae? La prima cosa, l'aspetto fisico Esatto, e poi successivamente magari il il carattere. carattere, esatto. Secondo lei come dovrebbe essere una donna per colpirla? Come si dovrebbe comportare praticamente? Deve essere carina, romantica. Le piace il romanticismo? Sì, certo. Io Le poesie le piacciono? avevo una che era troppo romantica e tuttora non mi molla neanche ammazzato. Questa ragazza? E la figlia mi professore, il fatto di contare quanto fai io. Amici ne ha molti comunque. Sì, amici. Non le mancano gli amici? No, amici non mi mancano. Tra qui e Palermo, amici ce l'ho. Ho capito. Vabbè, e di che cosa possiamo parlare? Dei suoi hobby ci abbiamo parlato. Lei mi ha detto che ha un'esperienza anche come ex giornalista, vero? Sì. Ho collaborato con Mario Francesi. Poi lui è morto e finì così. Insomma, hanno avuto praticamente sfortuna queste persone che la conoscono. Esatto. Un po' la ragazza l'hostess che è morsa. Poi sta il suo amico che è morto pure. No, chi morì perché fu veramente lui. Perché, Lui a morire. perché a seconda di cosa si mettono, i nomi non si possono fare. Lui ha fatto i nomi, sembrava che Certo. si erano spaventati lui, invece non si spaventava. Logico. L'hanno fatto fuori. Lo stesso. Va bene, lei crede all'amore? Beh, così. Secondo lei che cos'è che conta l'amore? Il rispetto, volersi bene, tutte queste cose. Secondo lei, l'amore a vita esiste? Cioè praticamente l'amore eterno? Può esistere o non esiste, a secondo come si prende. Secondo come si prende? Sì. E il colpo di fulmine per lei esiste? Cioè che lei magari vede una ragazza e lei si innamori subito? Ma questo è difficile. Difficile. Perché Però potrebbe succedere oppure no?
Sì, mio padre, per esempio, mia madre è successo. Mio padre Si sono innamorati, hanno avuto un colpo di fulmine. mio padre incontrò mia madre in Bialante, poi tranquillamente, poi dopo che l'ha fermata, e lui di qua, e poi hanno fatto, e poi dopo il 5 ottobre ha mandato a mio padre, cioè, ha mandato nel 45, si sono fatti fidanzati e poi il 5 ottobre al cantare si sono sposati. Va bene, parliamo ora invece di lei. Abita da solo lei? Sì, sì. Casa propria? Sì, però l'ho dovuto aggiustare. È una casa solo, mi sembra, sì. Sì, Va bene, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto il signor Triolo. Triolo Antonino? Sì, sì. Antonino, 59 anni di Trapani, che è in cerca della sua donna ideale, in cerca dell'anima gemella, si vuole sistemare. Per cui per quelle di voi che intendono contattare il signor Antonino per conoscenza, eventuale matrimonio, giusto? Convivenza, Il soprattutto. esatto. Possono farlo tramite il suo numero telefonico che state vedendo in Zoom Impressione. 329 86 67 211. Esatto, lo state vedendo in sovraimpressione, per cui amiche telespettatrici, ripeto, se siete interessati a contattare al signor Antonino, 59 anni di Trapani, chiamate il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Cosa possiamo dire, signor Antonino? Nient'altro. Di che cosa possiamo parlare? Nient'altro. Nient'altro. Dio. Il programma che le piace di più qual è? In TV? Un programma che le è rimasto in mente proprio? Di più di cinema. Cinema. Il film che preferisce qual è? La maggior parte tutte. Cioè, ce ne dica uno in particolare bello che l'ha colpito, che lei non riesce a dimenticare? C'è quello Via col vento, c'è Via col vento, bello, molto tanti romantico. altri. Poi? Poi c'è. E poi, Cleopatra le piace? beh, Un film storico, lo so. bello. Sì, Anche l'attrice. Anche l'attrice, ma non parlo dell'attrice, io parlo del film. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto il signor Antonino, 59 anni di Trapani, che è in cerca della sua anima gemella, è in cerca della sua ragazza ideale, per cui se avete voglia di conoscere il signor Antonino potete farlo chiamando i suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione. Ok? Possiamo dire anche un'altra cosa, che il signor Antonino si occupa anche di comparse, giusto signor Esatto, Antonino? In che senso si occupa di comparse? Lo spiego. Facciamo male i contatti ai ragazzi. Cioè praticamente se voi siete degli aspiranti attori, aspiranti attrici, vi potete anche mettere in contatto Esatto. con il signor Antonino che praticamente vi indirizzerà naturalmente Esatto. poi in ulteriori indirizzi, giusto? Esatto. Va bene. Ripeto, amiche telespettatrici, per chiunque di voi fosse interessato a conoscere il signor Antonino, 59 anni di Trapani, che è in cerca della sua anima gemella, può chiamare direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor Antonino Ciolo. Ciao amici. Oh yeah!